Donna trovata strangolata con un laccio legato al termosifone di un appartamento di Verona. La squadra mobile arresta il presunto omicida che aveva inscenato un suicidio. Oggi pomeriggio a Marghera la storica assemblea che porterà alla fusione di Confindustria Padova e Treviso. Si chiamerà Veneto Centro con un peso di 170.000 imprese. Nel frattempo il report di Banca Italia sull'economia veneta parla di un ritorno ai livelli pre-crisi, ma è allarme per i pochi laureati e la fuga di cervelli. Con lo sbarco di migranti a Catania, un centinaio di profughi destinati al Veneto, compreso l'hub di Cona. Le parole del sindaco Panfilio al governo: mantengano le promesse e chiudono la base. Scoperta dalla Guardia di Finanza una società fantasma con sede ad Arzignano che commerciava materiali ferrosi. La ditta è gestita da una coppia di coniugi, maxi frode al fisco. Marco Goldin si ferma, niente mostre per uno, forse 2 anni. L'annuncio del curatore delle esposizioni Record ieri in una lettera. Oggi è al via 3 giorni del raduno Triveneto degli Alpini. Vittoria Veneto vestita di tricolore attende l'invasione pacifica delle pene nere. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno, bentrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali si apre con la cronaca e una notizia giunta in tarda mattinata, una comunicazione da parte della squadra mobile di Verona che ha arrestato un uomo con l'accusa di essere il presunto omicida, il presunto assassino di una donna trovata morta il 4 giugno scorso nel suo appartamento di via Unità d'Italia, appunto a Verona, con un laccio al collo legato al termosifone. Il decesso, il ritrovamento della donna morta non era stato diffuso alla stampa se non nella giornata di oggi, quindi non era stato reso noto nei giorni scorsi, è stato reso noto oggi nel momento in cui la squadra mobile ha stretto il cerchio attorno al presunto omicida. Da subito gli investigatori hanno escluso l'ipotesi di un suicidio poco credibile alla luce della scena del crimine, quindi le risultanze delle indagini condotte dalla squadra mobile coordinate dal sostituto procuratore Beatrice Zanotti della Procura di Verona hanno dato conferma appunto di un omicidio che potrebbe nascondere motivazioni sentimentali. Vedremo dunque nel corso delle prossime ore, proprio in questo momento c'è una conferenza stampa della squadra mobile a Verona per tutti i dettagli di quanto emerso dalla indagine lampo della squadra mobile, quindi per tutti i dettagli nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali vi ragguaglieremo su questo purtroppo che sembra l'ennesimo femminicidio in Veneto. Adesso l'economia, oggi giornata storica, assemblea storica a Marghera perché si compie una operazione a lungo portata avanti come progetto da almeno un anno, cioè la fusione tra Confindustria Padova e Treviso. 170.000 imprese, 800.000 addetti e dipendenti, una quota export di 22,5 miliardi di euro che vale da sola il 5% di quella nazionale. È il peso messo sul piatto da Veneto Centro, il maxi organismo industriale che nasce ufficialmente oggi a Marghera. La fusione tra Confindustria Padova e Treviso, il traguardo atteso da mesi dopo un lungo lavoro di preparazione. Assemblea con 3.200 soci partecipanti per assistere alla nuova fusione dopo quella di Venezia e Rovigo. Treviso e Padova insieme per contare di più, ma non solo. 2 grandi associazioni come Padova e Treviso, per volontà e non per necessità, si mettono insieme per dar luogo, per creare quella che è una delle più grandi associazioni a livello nazionale e che vuole essere presente nel territorio, promuovere cultura e promuovere quella che è soprattutto la cultura d'impresa. Una fusione benedetta anche dal presidente di Confindustria Veneto Matteo Zoppas, che ha però tenuto a precisare: come da statuto, a Confindustria Veneto spettano il coordinamento e la promozione di posizioni comuni fra le associazioni. Sbaglia chi non comprende che non esistono contrapposizioni tra le varie componenti del sistema, ma esiste al contrario una chiara valorizzazione di ruoli diversi e di interlocutori diversi. Veneto Centro avrà 2 teste. Per il primo anno il peso decisionale sarà spostato verso Padova. Presidente sarà Massimo Finco, cui seguiranno 12 mesi di Piovesana e poi nel 2020 altra guida padovana, a meno di nuovi accordi nei prossimi mesi. Le sedi territoriali resteranno le stesse e in futuro la possibilità di inglobare anche altre realtà industriali. Il progetto di integrazione Padova-Treviso non è un progetto chiuso, ma è un progetto aperto a tutti coloro che vedono del buono in ciò che noi stiamo facendo oggi. Intanto però ne facciamo un pezzo, vi garantisco che è un pezzo abbastanza complicato e dove serve tanto lavoro, noi ci stiamo lavorando insomma a testa bassa.
Intanto il report sull'economia veneta diffuso ieri da Banca d'Italia parla di cifre in costante crescita, un'impennata addirittura rispetto al 2017. In questo 2018 resta però l'allarme per la cosiddetta fuga dei cervelli. L'economia del Veneto è tornata ai livelli precedenti la crisi, con una crescita in tutti i settori che dura da 4 anni ma che ha visto una netta accelerazione nel 2017. Lo afferma il rapporto annuale di Banca d'Italia. Il miglioramento è diffuso in tutti i comparti dell'industria manifatturiera e dei servizi. La produzione industriale è cresciuta del 4% contro il 2,5% del 2016. Bene anche le esportazioni. Abbiamo registrato un più 5% e abbiamo interessato, direi, non solo aree geografiche come i paesi emergenti dell'estremo oriente, ma anche il fatto che abbia interessato settori che fino al 2016 non avevano tassi di incremento anche in termini di esportazioni così rilevanti, immagino alla moda, alla localeria o ad altri settori. Crescono i consumi grazie al miglioramento della redditività delle famiglie, ma anche all'incremento dei flussi turistici, aumentati del 6% e sale del 2% l'occupazione. La crescita economica, il benessere di imprese e di famiglie ha fatto sì che si riduce anche quello che è il tasso di deterioramento dei crediti, cioè migliorata la qualità del credito. È migliorata la qualità del credito riducendosi su valori, anche in questo caso, di precrisi. Quindi anche lo stato, di salute delle banche è sensibilmente migliorato. Resta il problema della dispersione dei talenti. La fuga di cervelli dal Veneto non è più compensata dall'arrivo di laureati dal sud. Il saldo negativo è di 5.600 unità, pari almeno 1,4%. E restano criticità in alcuni settori che non si sono mai completamente ripresi dal lungo periodo recessivo iniziato tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009. Un fattore che ancora manda dei segnali di debolezza è sicuramente il settore delle costruzioni, anche se c'è anche qui un segnale positivo. Per la prima volta dopo alcuni anni c'è stato un lieve incremento proprio nell'attività delle costruzioni. Prosegue sotto il profilo del mercato immobiliare invece un'attività vivace per quanto riguarda il lato proprio delle immobili residenziali, questo facilitato sia da un maggior reddito da parte delle famiglie sia anche da tassi che sono assolutamente convenienti. Ed ora il tema migranti, almeno un centinaio destinati al Veneto, in arrivo in Veneto dopo lo sbarco di nuovi migranti in Sicilia a Catania, una parte di questi del Veneto destinati all'hub di Cona, e allora proprio il sindaco di Cona si rivolge direttamente al nuovo governo. 100 profughi destinati al Veneto sono in arrivo in queste ore da Catania, dove sono stati sbarcati da una nave della Marina Militare che li ha raccolti al largo delle coste della Libia. Saranno smistati tra le varie province e una parte consistente verrà destinata alla base di Conetta. Le condizioni del famigerato campo sono nettamente migliorate negli ultimi mesi. Attualmente vi sono ospitati poco più di 500 richiedenti asilo contro i circa 1500 del picco dell'emergenza. Ma per il sindaco di Cona, Alberto Panfilio, sono ancora troppi. Se ci svegliassimo oggi e ci venisse detto a Conetta ci sono 550 profughi, qualcuno direbbe ma siete diventati pazzi. Allora lasciamo stare i momenti peggiori, guardiamo a quello che dovrebbe essere la realtà e le scelte di civiltà. A Cona dovrebbe esserci un numero di migranti che è relativo al numero degli abitanti, se parliamo di accoglienza diffusa. Non sono stato avvisato dell'arrivo di nuovi profughi, né conosco il loro numero, dichiara il sindaco, ma questa non è una novità perché nessuno ci ha mai detto niente. Mi limito a ricordare da chi era stata formulata la promessa di chiudere il campo durante la precedente legislatura. Le campagne elettorali sono fatte per raccontare quello che qualcuno farà se va al governo. Sono andati al governo, aspettiamo le loro azioni. Io sono assolutamente tranquillo da questo punto di vista che Cona verrà eliminata, visto che al governo ci sono le persone che la volevano chiudere in precedenza e che sono venuti a fare campagna elettorale con questo tema. Io ritengo che Cona sarà chiusa. Se ci saranno altre novità in senso contrario, trarremo le conclusioni. E a proposito di Lega Movimento 5 Stelle, due esponenti regionali importanti di Lega Movimento 5 Stelle erano ospiti ieri di 20 e 10, Alberto Villanova, consigliere regionale della Lega, e Jacopo Berti, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Uno scontro tra i due proprio sul tema migranti, sul tema della nave Aquarius.
stata una mossa di campagna elettorale quella della nave Aquarius. 600 persone bloccate in mare, è giusto o sbagliato che sia, poi noi conosciamo parte di questo, e Salvini l'ha usato per interrompere il silenzio elettorale. Infatti sono sbarcate 900 persone ieri e non se ne è parlato, non è stato fatto nessun rumore. Il tema non sono i migranti che sbarcano, i temi sono agitare la piazza durante la campagna elettorale. Il tema della nave Aquarius è sicuramente molto importante e centrale, ma perché rappresenta l'uno per il tutto, cioè queste ONG che hanno dimostrato dalle intercettazioni emerse l'anno scorso che alcune di queste hanno agito a veri e propri taxi del mare. Però fermi tutti un secondo, cioè creare crisi internazionali con Macron che poi dice io non ho mai ricevuto notizie da parte dell'Italia né dei ministeri italiani di lamentele ufficiali, e invece andare sui social a dire ho portato avanti delle rimostranze ufficiali. Ragazzi, mettiamoci d'accordo. Le mosse di Salvini sono state fatte in collaborazione con il ministro Toninelli, che ha appoggiato, tant'è vero che anche lui è intervenuto la stessa domenica per chiudere i porti, quindi è stato riconosciuto ieri tra l'altro anche nell'intervento al Senato del ministro Salvini. Non sono stati chiusi, ricordiamolo. Sono stati chiusi per tutte le ONG battenti bandiera straniera. No, non sono stati chiusi. È stato impedito l'attracco, nessun porto in Italia è stato chiuso. No, infatti l'Aquarius sta muovendo verso la Spagna, verso la Sardegna per problemi di maltempo, però sta muovendo verso la Spagna perché aveva voglia di invertire la rotta probabilmente, secondo la tua opinione. È cambiata la musica perché non possiamo più permettere che delle associazioni non governative, delle organizzazioni con finanziamenti molto oscuri, tra virgolette, che stanno alle spalle, perché dobbiamo far sapere a chi ci ascolta che queste navi costano gli equipaggi che sono a bordo, e chi è che finanzia tutte queste navi che sono nel Mediterraneo e vanno a raccogliere i migranti sotto costa libica. Ha fatto capire che l'Italia non è più disposta ad abbassare la testa, anzi l'Italia ha rialzato la testa e finalmente la questione dei migranti è entrata nell'agenda politica europea. Torniamo alla cronaca con una inchiesta, un'indagine della Guardia di Finanza che scopre una società fantasma ad Arzignano, nel Vicentino. Arzignano, falsa società, intratteneva rapporti commerciali nel settore del commercio all'ingrosso di minerali metalliferi e metalli ferrosi con clienti per oltre 400 milioni di euro, omettendo però di presentare le opportune dichiarazioni e versare gli importi IVA. La verifica fiscale della Guardia di Finanza, partita nel 2017, ha appurato peraltro che tale società in realtà era priva di una sede effettiva, di una struttura operativa, di locali, tantomeno di personale alle dipendenze, automezzi intestati e nemmeno utenze. Inoltre lo stesso rappresentante legale era del tutto estraneo alla gestione della stessa, ignaro della propria investitura, che sarebbe invece avvenuta attraverso l'utilizzo abusivo di una copia della sua carta d'identità falsificata per l'occasione. Gestione che invece le Fiamme Gialle sono riuscite ad attribuire a due coniugi residenti a Veronella, un 41enne originario di Foggia e una 38enne di Arzignano. I due avevano creato uno schermo giuridico rappresentato dalla società di Arzignano per realizzare operazioni concluse in concreto fra altri soggetti. Il Tribunale di Vicenza ha così disposto il sequestro preventivo per oltre 80.000 euro. La Guardia di Finanza di Verona, o meglio i finanziari di Bardolino in provincia di Verona, hanno scoperto 20 lavoratori in nero e altri 19 irregolari che con l'avvio della stagione turistica sul lago di Garda si trovavano appunto a lavorare in bar e ristoranti. 3 interventi in contemporanea in locali facenti capo a 2 società riconducibili a una medesima persona. 20 lavoratori in nero di nazionalità italiana e straniera che svolgevano mansioni di vario genere, dal barista al cameriere al cuoco. Inoltre 19 lavoratori irregolari che di fatto prestavano molte più ore rispetto a quelle dichiarate sui contratti di assunzione. Adesso invece ci spostiamo a Padova con un'operazione dei carabinieri che ha portato ad arrestare, a sgominare una banda di predoni. Dovremmo avere in collegamento la nostra Chiara Gaiani che ha seguito, sta seguendo la conferenza stampa dei carabinieri. Fatemi sapere se c'è. No, pare che non ci sia. La richiamiamo allora fra pochissimo per parlarci di questa operazione dei carabinieri. Intanto, sempre a Padova, i controlli eseguiti dalla polizia in piazza De Gasperi in città portano a un risultato davvero eclatante: 250 kg di carne avariata.
Nel mirino della questura di Padova c'erano soprattutto i mini market di Piazza De Gasperi, un'operazione che fa il bis. Sabato ne erano stati controllati 2, giovedì pomeriggio altri 3. Con i poliziotti, personale dell'ULSS 6 e agenti della locale. Il personale del servizio veterinario ha fatto letterale incetta di sanzioni amministrative. Inadeguati locali, cattiva la manutenzione, scarsa l'igiene nella lavorazione delle carni, di cui non vi era tracciabilità. In un frigorifero sono stati trovati stoccati 250 kg di carne in cattivo stato di conservazione. Immediata in 2 mini market la sospensione delle attività di macelleria. In totale sono state 63 le persone controllate, una quarantina gli stranieri. Per un marocchino è scattata la denuncia per lesioni personali. E adesso allora ci colleghiamo con Chiara Gaiani che ha seguito questa operazione dei carabinieri. Chiara. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Sì, è una banda di 4 albanesi specializzata in furti in appartamento, quella individuata e bloccata dai carabinieri di Cittadella. Sono almeno 6 i furti ricostruiti sino a questo momento tra le province di Padova e Vicenza. Una banda che assoldava un piccolo esercito in Albania, la manovalanza, per compiere materialmente questi colpi. In Italia invece tra Carmignano di Brenta, Cittadella e Bassano agivano come basisti 4 arrestati, tutti albanesi. Un gruppo pronto ad approfittare anche delle prossime vacanze con le case vuote, ma anche a trasferirsi sulle spiagge della Romagna in attesa del grosso afflusso di turisti. Denaro poi ricavato dai furti veniva utilizzato per acquistare grossi quantitativi di stupefacenti destinati alle piazze delle città della regione. Direi che per ora da Padova potrebbe essere tutto, se non hai altre domande restituisco la linea allo studio. Grazie a Chiara Gaiani. Adesso ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria. Rieccoci in studio in diretta, prima edizione del nostro telegiornale. Ripartiamo dalla cronaca, ripartiamo da Venezia con il dramma della scomparsa, il decesso dopo 20 giorni, a 20 giorni da un incidente in barca di un noto gondoliere veneziano. Ci racconta questa vicenda Anna Maria Parisi da Venezia. Anna Maria. Sì, buongiorno, anche oggi giornata di cordoglio e lutto a Venezia e nel mondo del remo per l'improvvisa e prematura scomparsa di Stefano Barbato, il gondoliere di 50 anni morto all'ospedale civile di Venezia ieri, dove era ricoverato da giorni semplicemente per delle terapie di riabilitazione come postumi per i traumi subiti in seguito a un incidente nautico. Certamente nessuno si sarebbe immaginato il tragico epilogo, anche in virtù del fatto che le sue condizioni di salute a fine maggio sembravano decisamente essere migliorate. Invece ieri, come detto, la tragica notizia. Il sandalista Stefano Barbato era anche papà, era padre di un figlio, era molto conosciuto a Venezia e non soltanto per il suo lavoro ma anche per la sua grande disponibilità verso gli altri, così dicono di lui gli amici e i colleghi più stretti. Al momento ancora da conoscere, perché ancora non è stata stabilita la data dei funerali. E da Venezia è tutto, linea allo studio. Grazie Anna Maria. Un altro dramma, stavolta in casa, un 27enne trovato morto a Ponte di Piave. I farmaci accanto al letto non hanno lasciato spazio a dubbi. Il 27enne di Goro, da qualche giorno a Ponte di Piave, è morto per droga. Un risveglio atroce per la ragazza che dormiva con lui e che lo ospitava da qualche giorno. Ieri verso l'ora di pranzo l'allarme immediato al pronto soccorso. La corsa è inutile per quel corpo già freddo da ore. Sconvolta la 22enne pare già conosciuta dai carabinieri come assuntrice di stupefacenti. Militi che stanno indagando e probabilmente nei prossimi giorni avverrà l'autopsia sul corpo per capire se il decesso del 22enne romagnolo sia a causa di un'overdose o se dietro al mix mortale di farmaci ci sia stato invece il gesto estremo di un giovane che non sapeva più come uscire dal tunnel della droga. Adesso lasciamo la cronaca, il suo nome è legato, come sappiamo, alle tante mostre evento da Record, da Treviso a Vicenza, l'ultima di Van Gogh. Parliamo di Marco Goldin che però ha annunciato uno stop per almeno 2 anni della sua attività.
Linea d'Ombra e il suo direttore Marco Goldin si fermano. Ad annunciarlo a sorpresa lo stesso Goldin in una lettera aperta in cui parla dell'impegno anche emotivo che hanno comportato le ultime due mostre, quella di Vicenza dedicata a Van Gogh e quella di Santa Caterina a Treviso sullo scultore Auguste Rodin, e chissà che anche il cambio di amministrazione in città non abbia contribuito a fargli decidere di prendere fiato. Così, pur avendo ricevuto l'offerta di allestire una nuova rassegna nell'autunno di questo 2018, scrive Goldin, ho preferito dire di no e interrompere almeno per il momento l'attività espositiva di Linea d'Ombra. Sentivo e sento fortemente il bisogno di raccontare anche in un altro modo quelle emozioni che in me nascono dalle immagini della pittura. A muoverlo non certo un sentimento di delusione. Linea d'Ombra ha superato gli 11 milioni di visitatori dal 96 a oggi, con la mostra su Rodin che ha registrato numeri importanti per un'esposizione di scultura, oltre 63.000 i biglietti venduti. Siamo riusciti ancora una volta a veicolare il nome della città di Treviso e della sua provincia in un circuito di carattere nazionale ma anche internazionale, perché i visitatori dall'estero sono stati veramente tantissimi. Siamo stati dietro soltanto a Frida Kahlo a Milano e a Monet a Roma, quindi nomi inarrivabili per una mostra di scultura. Non so dirvi, prosegue nella lettera il direttore di Linea d'Ombra, quando tornerò a fare mostre. Potrà essere l'anno prossimo, potrà essere tra 2 anni. Ascolterò di certo sempre con piacere chi avrà da propormi qualcosa di bello, magari qualcosa di nuovo da far diventare un racconto. Dai musei al palcoscenico, Goldin, che ai tanti che lo seguono da anni, dà appuntamento nei teatri italiani, dove da novembre porterà lo spettacolo che sta preparando intitolato La grande storia dell'impressionismo. L'arte raccontata con strumenti nuovi sull'onda delle conferenze evento tenute al Comunale di Treviso e del docufilm dedicato a Van Gogh. Goldin che si reinventa e che per ora mette nel cassetto le mostre dei record. A Vittorio Veneto inizia ormai la festa, è tutto pronto davvero oggi con il primo giorno del raduno Triveneto degli Alpini, la prima giornata della 3 giorni che porterà poi alla sfilata di domenica che Antenne 3, lo ricordo, seguirà in diretta. Il clou nel pomeriggio, stanno arrivando in queste ore le penne nere, davvero una Vittorio Veneto in festa. Mancano poche ore all'inizio del raduno Triveneto degli Alpini. A Vittorio Veneto nel frattempo si lavora senza sosta. Tutto è pronto, fra poche ore la città si appresta ad ospitare 30.000 penne nere con un indotto di 100.000 persone al giorno. Stiamo curando gli ultimi preparativi, come vedete intorno a noi i cantieri sono ancora all'opera, siamo già pronti per cominciare. Domani cominceremo appunto 3 giorni di manifestazioni, di celebrazioni nel ricordo, nella memoria, ma anche poi di festa, di goliardia, quella tipica alpina con le fanfare, i cori, i canti. Invitiamo la cittadinanza a partecipare perché abbiamo costruito un evento a misura d'uomo, secondo appunto lo stile e lo spirito dell'alpinità. La città è sicura perché tutto è stato predisposto al meglio, piano di sicurezza che è straordinario, mettiamo in campo centinaia di uomini. In città sventolano centinaia di bandiere, una fra tutte però svetta dalla collina di Sant'Augusta, 400 metri quadrati di tricolore illuminati anche di notte. Sul colle di Sant'Augusta abbiamo steso un tricolore di 400 metri quadrati, è stato calato dall'alto grazie al concorso della squadra del gruppo Rocciatori dell'ANA. Uno dei momenti più attesi sarà l'arrivo al raduno dell'Alpino in Roso, il mulo centenario delle Salmerie di Vittorio. Il Roso sta sufficientemente bene, nonostante appunto la sua vetustà, gli acciacchi della vecchiaia, però è curato a dovere e noi contiamo di averlo qua sabato mattina, nella mattinata. Siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento di ore 13, fra pochissimo dopo il telegiornale la politica e il risultato, i vincitori diciamo di questa tornata elettorale amministrativa, e cioè la Lega Nord. La Lega perché vince e convince gli elettori? Lo chiediamo anche a voi, allora il numero della diretta per chiamare come sempre è 0422 1626 798 oppure domande sulla pagina Facebook di Antenna 3. A rispondere alle domande sarà Gian Antonio Darè, segretario regionale della Lega Nord. Questa sera invece 20:10 riflettori puntati sempre sulla politica e sulle amministrative, ma con 2 sindaci che sono visti confermare il loro mandato proprio il 10 giugno scorso, la settimana scorsa, ovvero Fabio Vettori, riconfermato sindaco di Nervesa della Battaglia, e Alberto Cappelletto, riconfermato sindaco di San Biagio di Callalta.
È davvero tutto, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Prevale il bel tempo sul Triveneto, ma vediamo il dettaglio di venerdì 15 giugno. Sul Veneto sarà una splendida giornata all'insegna del sole. Sulla nostra regione infatti il cielo si presenterà sereno o al massimo velato. Possibili soltanto addensamenti pomeridiani sulle aree costiere, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 13 e 19 gradi, valori massimi compresi invece tra 24 e 27 gradi circa. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui sarà bel tempo con ampio soleggiamento un po' ovunque. Il cielo sarà sereno o al massimo poco nuvoloso quasi ovunque, salvo per addensamenti sui settori costieri, ma del tutto innocui. Non sono previste infatti precipitazioni. Temperature minime tra 15 e 18 gradi, valori massimi oscillanti invece tra 22 e 27 gradi. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Trentino Alto Adige. Anche qui condizioni di tempo stabile e soleggiato ovunque, il cielo infatti sarà sereno praticamente su tutti i settori, salvo per locali addensamenti sulle Alpi di confine, ma tendenzialmente senza nessuna conseguenza. Temperature minime tra 11 e 13 gradi, massime comprese invece tra 26 e 28 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci!